Buongiorno a tutti, sono Sara, appassionata di viaggi e oggi vi porterò con me alla scoperta di Gerusalemme. Sono stata in Israele l'anno scorso in occasione della Pasqua in un viaggio tra la Terra Santa e la Giordania che mi ha affascinato moltissimo. Gerusalemme in particolar modo è una città che sprigiona moltissima energia poiché è un luogo sacro per tre religioni, l'ebraismo, il cristianesimo e l'Islam. E infatti ovunque si guardi si vedono chiese, sinagoghe e moschee e soprattutto si vedono sempre moltissimi pellegrini che la visitano. La parte antica, la città vecchia, è patrimonio dell'UNESCO e si sviluppa all'interno delle mura in 4 quartieri distinti, quello ebraico, quello cristiano, l'armeno e il musulmano. La parte più antica è la Torre di Davide e ospita il museo storico della città. Uno dei simboli indiscussi di Gerusalemme è senza ombra di dubbio il Muro del Pianto. Qui gli ebrei vengono a pregare, a lamentarsi, a esprimere il proprio dolore per la distruzione del Tempio. L'area antistante il muro è stata dichiarata sinagoga a cielo aperto ed è divisa in 2 sezioni, quella di sinistra dedicata agli uomini e quella di destra per le donne. È veramente un posto incredibile dove si possono osservare bambini, adulti, anziani, rabbini che pregano in un modo molto buffo, oscillando avanti e indietro e recitando le proprie preghiere. Si potrebbe stare delle ore ad osservarli e infatti è quello che ho fatto. A fianco del muro del tempio si accede tramite un tunnel e tantissimi controlli di sicurezza al monte del tempio. Questo luogo è venerato dagli ebrei poiché qui sorgevano il primo e il secondo tempio, ma allo stesso tempo è venerato dai musulmani che lo chiamano spianata delle moschee perché qui sorgono la moschea Al-Aqsa e la cupola della roccia. La cupola della roccia è un edificio sacro che si distingue per via della sua cupola dorata che svetta sopra tutti gli altri edifici di Gerusalemme. È un edificio davvero bellissimo, costellato di piccoli mosaici coloratissimi nei toni del blu e del verde e appunto da questa cupola dorata veramente scintillante. Uscendo dalla città antica si arriva al Monte degli Ulivi, che riveste una grande importanza per i cristiani perché è il luogo dove venne catturato Gesù il Giovedì Santo. Ci sono varie chiese, tra cui la Basilica delle Nazioni, e attorno ad essa si estende l'orto del Getsemani, che è il luogo dove venne arrestato Gesù. Il Monte degli Ulivi è sacro anche per gli ebrei, poiché qui si estende un grande cimitero dove sono sepolti numerosi rabbini. Una cosa curiosa che ho notato è che loro portano dei sassi sulle tombe dei loro morti per rendere omaggio e non i fiori come noi. Ultima tappa, ma non per importanza, il Santo Sepolcro, ovvero il luogo in cui avvenne la crocifissione, sepoltura e resurrezione di Gesù, e ciò ne ha fatto una delle mete di pellegrinaggio più importante per i cristiani, siano essi cattolici, greci ortodossi, armeni ortodossi, siriani, copti ed etiopi. Impossibile non menzionare la deliziosa cucina israeliana, tra dolcetti, falafel che sono delle frittelle di ceci e spezie, hummus che è una cremina di ceci e tante altre pietanze colorate. Ma la cosa più bella, come sempre, sono le persone, decisamente variegate a Gerusalemme, molto distinte dal loro credo e particolarmente curiose per i loro usi e costumi. È stato davvero un viaggio speciale.